che mi aiuta, certo. Così, grazie. Siamo a posto, grazie. Grazie a lei. Grazie. Spero di non dar troppo fastidio. No, no, tanto qui non passa nessuno. Prego. Saying what Peter start and Tutto a posto, grazie. Se mangi. Eccoci qui. Quanti sono? No, per il momento. 9? No, no, per il momento. Vabbè, vado là perché è il Carlo.
pace, pace relativamente a questo evidentemente fa molto riflettere. Dal 1952 l'Unione Europea è andata forgiando diversi obiettivi globali di stabilità internazionale, cooperazione dello scambio commerciale ed economica, valorizzazione dell'ambiente e della biodiversità, tutela della salute e lavoro. È doveroso dare risalto a questa giornata per sottolineare i valori che l'Europa pone come fondamento: salvaguardia dei diritti umani per costruire una società aperta a tutti i suoi cittadini, la costruzione dello spazio europeo senza frontiere, nel riconoscimento delle reciproche diversità e peculiarità identità, la valorizzazione della culturale espressione del nostro passato comune e del nostro futuro. Come abbiamo visto nel mondo, questa manifestazione che abbiamo iniziato l'anno scorso con l'approdo di Berna al piano internazionale quest'anno quindi abbiamo avuto l'idea e quindi l'Europa sta sfruttando cammin facendo. Questo adesso è un modo di iniziare un po' chiaramente ma anche per ricordare parte presso i nostri migranti la fede è uno dei programmi culturali più forti della vita importanti missionari internazionali. Le missioni per quale chiediamo sono state entrate per questo programma, fondamentali punti di riferimento non solo per i problemi morali, ma anche per i problemi materiali. Dove non c'è il consulente, dove non c'è l'ambasciata, dove non c'è l'Italia, evidentemente non si missioni diversi. Anche sono stati e chiudono questi viaggi i migranti che sono collegati, saluto chiaramente, ringrazio per essere stati presenti. Ringrazio ovviamente tutto il pubblico presente per essere stata in condivisione di questa iniziativa. Devo ringraziare chi ha permesso che questo torni tempo, gli insegnanti che sono il nostro iniziamo piazza, il tecnico e ringrazio anche la comunità per la loro disponibilità dimostrata. Abbiamo scelto questa chiesa perché vi è adesso un momento di grande comunità alla quale apparteneva il iniziale giudicata Santa Caterina di Siena. Santa Caterina di Siena è la comunità d'Europa. Grazie per l'attenzione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sorelle e fratelli, il Signore sia con voi. Ed è importante, ovunque noi siamo, e vista la circostanza tanto
di una memoria così ampia, che collega persone in meridiani e paralleli diversi, ma che oltre alla vicinanza fisica a cui noi siamo abituati nelle nostre celebrazioni eucaristiche, sappiamo che c'è un'unità morale, di santità spirituale. Ogni Eucaristia è sempre una comunione di tutta la Chiesa, quella terrestre, quella pagana e quella glorificata. E quella terrestre non è solo quella che è presente in un'aula ecclesiale, ma tutti quelli che sono insieme, quanti santi che in quell'ora Sono anch'io. di frate Sto a volte a come guardare dice i la video. celebrazione, utilizza un'unità, un'unione morale più forte, più efficace di quella semplicemente fisica, che a volte potrebbe essere solo giusta apposta. Rientriamo gli stessi mettendo al centro, secondo le letture di oggi, il tipo di presenza cristiana. Essa si esprime una presenza pacificatrice, perché sentiremo che Gesù ci ha promesso la sua pace e sappiamo che è il primo dono che il risorto offre agli apostoli un mondo meravigliato. La pace sia con voi. Ovunque, in qualsiasi situazione culturale, a volte situazioni difficilissime, essere presenti come dei risorgenti, come chi è animato dallo spirito del risorto si impegna per essere pacificatori nei nostri rapporti interpersonali, sociali, forse possibile deve essere la forza dell'intelligenza, la legalità. E per quanto vogliamo ringraziare il Signore del dono del suo spirito, del suo esempio di pacificatore, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensiero, parola, opera e omissione, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro, Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Prego. O Padre, tenere la resurrezione di Cristo tuo Figlio ci rendi creature nuove per vita eterna. Cristo, dona noi tuo popolo di perseverare nella fede e nella speranza, perché tutti vediamo che si compiano le tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è opato di vivere in noi la resurrezione di Cristo, tuo Figlio, ci rendi per tutti i secoli dei secoli, per vita eterna. Cristo, dona noi tuo popolo di perseverare nella fede e nella speranza, perché tutti vediamo che si compiano le tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è opato di vivere in noi la resurrezione di Cristo, tuo Figlio, ci rendi per tutti i secoli dei secoli, per vita eterna. Cristo, dona noi tuo popolo di perseverare nella fede e nella speranza, perché tutti vediamo che si compiano le tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è opato di vivere in noi la resurrezione di Cristo, tuo Figlio, ci rendi per tutti i secoli dei secoli, per vita eterna. Cristo, dona noi tuo popolo di perseverare nella fede e nella speranza, perché tutti vediamo che si compiano le tue promesse. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è opato di vivere in noi la resurrezione di Cristo, tuo Figlio, ci rendi per tutti i secoli dei secoli, per vita eterna. Cristo, dona noi
tuo concentrarci nella fede e nella speranza di resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è morto e vive regna nella resurrezione di Cristo, che regna con te in secoli dei secoli. Dio non il tuo concentrarci nella fede e nella speranza di resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è morto e vive regna nella resurrezione di Cristo, che regna con te in secoli dei secoli. Dio non il tuo concentrarci nella fede e nella speranza di resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è morto e vive regna nella resurrezione di Cristo, che regna con te in secoli dei secoli. Dio non il tuo concentrarci nella fede e nella speranza di resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è morto e vive regna nella resurrezione di Cristo, che regna con te in secoli dei secoli. Dio non il tuo concentrarci nella fede e nella speranza di resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è morto e vive regna nella resurrezione di Cristo, che regna con te in secoli
Sono realizzati Dio continua anche oggi a operare e a chiamare a sé sempre più figli e figlie. Prendiamo quanto è in Cristo Gesù e prendiamo. Donaci la tua pace, o Signore, Donaci la tua pace, o Signore, per i pastori che il vostro capo vi ricoprite il mistero, perché siano fedeli al loro mandato, confermando i fratelli nella fede. Preghiamo. donaci la tua pace, o Signore, Per i popoli che vivono in guerra e in situazioni di conflitto, perché compiono passi di riconciliazione, discendi su di essi la tua pace. Preghiamo. donaci la tua pace, o Signore, Per i cristiani che sono impegnati nella politica e nel sociale, perché risconoscono legge dalla fede morale e conformano la loro azione alla luce del Vangelo. Preghiamo. donaci la tua pace, o Signore, Per quanti sono nella tribolazione, perché vengano da tentazioni e scoraggiamenti e si affidino a te e non lasciano il tuo aiuto a chi è nell'amore. Preghiamo. donaci la tua pace, o Signore, Per la nostra comunità, perché sia sempre più capace di gestire fragilità e condivisione. Preghiamo. donaci la tua pace, o Signore, per la comunità pirata e tutte le nostre sorelle che nascono e che nascono a servizio di uno sviluppo dell'umanità in forza della legge di cui hanno vissuto e da cui sono partiti, perché il Signore consistente nella loro vita, nelle loro vite, prega, donaci la tua pace, Signore. O Dio di pace e di giustizia, fa che la pace che Gesù tuo Figlio ci ha donato in virtù della sua morte e risurrezione, regni in noi e donaci di diffonderla attorno a noi. Te lo chiediamo per lo stesso Gesù che vi crede e segue e insegna.
perché il nostro Cristo è mortificatore del peccato, deve diventare strumento di giustizia. Renda la nostra vita un sacrificio gratuito a Dio alto e potente. Ha fatto il suo errore della preghiera in questo, e poiché le tante motivo di tante donne come una quella benedizione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto il nostro nome. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta il nostro dovere in fronte di salvezza, proclamare sempre il tuo nome, o Signore, e soprattutto esaltante in questo tempo, nel quale Cristo, nostra massima, si è imposto. Egli continua a offrirsi per noi e intercede con i nostri peccati. Immolato sulla croce, più lo muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo insieme alla presenza della Sua Padre, l'umanità è riuscita su tutta la terra e gli stili degli angeli e santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Dio Padre ti ringraziamo per i tuoi giorni in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lasciato tutto di storia, riconosciamo la tua che piende la spirito del mondo e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo perché i nemici si aprono a gli avversari si stringono dentro e i popoli si incontrano nell'altro corpo. Padre, benvenuti e benediciamo per Gesù Cristo, vivi eternamente la parola di salve, la mano che tende il peccatore, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio consegnato alla morte per noi, perché il nome di Dio e l'uomo che eterno ci amassi con l'amicizia come tu ci amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi luoghi con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questo mistero. Aiuta loro a dare la vita per la nostra rivelazione, mentre ci danno preso il pane delle sue mani, ti rese grazie per la preghiera e la tradizione di giustizia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, quando sera preso per celebrare il carico della benedizione e confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova e eterna alleanza, versato per voi per la commissione dei peccati. Fate questo in memoria
non esercizio spirito, perché si è fatto costante sulla vita della comunità. E direi che Chiesa sia diventata un grande strumento dell'uomo e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, i collegi episcopali di tutti i accogli nel cuore i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore, e tutti i defunti dei quali non sono mai conosciuti. Con Cristo e con Dio, e l'unità dello Spirito Santo, ognuno è gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore è il nostro Spirito, glorificazione diventati figli e figli, diciamo insieme, Padre, sia santificato sia santificato Tanto 277,